Buongiorno a tutti, benvenuti in sala. Salutiamo anche chi ci segue da casa. E vogliamo cominciare subito con un canto che è Dio grande Dio, in cui voglio proprio leggere il ritornello. Dio grande Dio, canta che Dio grande è Dio e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Noi abbiamo un grande Dio. Cantiamolo e lodiamolo con questa canzone.
Vogliamo sentire dal nostro Dio, dal nostro Padre, la parola del Signore, quello che Lui oggi ci vuole dire, quello che ci vuole insegnare. E lasciamo la parola a Silvano. E buon ascolto. Bene, vogliamo pregare? Signore nostro Dio, sei un grande Dio. L'abbiamo cantato, l'abbiamo riconosciuto con le nostre voci, con la nostra mente, con il nostro cuore. Ma mentre sei anche un grande Dio, sei anche il nostro Padre. Questa tua grandezza non ti fa stare lontano da noi, ma ci fa stare accanto a te, la tua paternità. Abbiamo scoperto che sei un Padre affettuoso, l'esperienza ce lo insegna, la parola ce lo insegna, Signore. Noi ti ringraziamo per questo privilegio di essere i tuoi, Signore. E attraverso questa parola vogliamo crescere come i tuoi figli, Signore. E preghiamo che questa parola sia la tua parola, sia la parola che parla ai nostri cuori, quella parola che ha la capacità di cambiare le nostre vite, Signore. Ti ringraziamo per questo dono prezioso che ci hai fatto, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Luca capitolo 20, come ho già detto diverse volte, il capitolo 20 del libro del Vangelo di Luca è un susseguirsi di attacchi che vengono sferrati a Gesù. La volta scorsa ne avevamo visto uno che si basava proprio sull'autorità. Arrivano questa schiera di personaggi molto diversi fra di loro, ma accomunati dal fatto che tutti ce l'hanno con Gesù. Ci sono scribi, farisei, ci sono erodiani, ci sono nobili, gente una diversa dall'altra, ma che si ritrova unita, fortemente motivata a chiudere la bocca a Gesù, quel Gesù che aveva preso una frusta, aveva rovesciato i tavoli nel Tempio, aveva cacciato fuori tutti quanti. E in questo gesto così eclatante Gesù aveva affermato la giustizia, aveva detto delle cose giuste, anche se esternate con una maniera inconsueta che alle volte forse ci può mettere in difficoltà, ma alla fine quella che egli ha manifestato è una buona collera, quella collera che ognuno di noi dovrebbe sentire nei confronti dell'ingiustizia. E avendo toccato temi sensibili a queste persone, perché rovesciare i banchi e cacciare fuori i mercanti significava mettere in discussione l'autorità di chi aveva permesso tutto questo e anche probabilmente gli interessi che erano dietro a tutto questo mercimonio, queste persone si prendono la briga di andare da Gesù a dirgli: ma te, chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose? E Gesù, non voglio riprendere a lungo quello che abbiamo detto qualche volta fa, risponde con una domanda che chiude la bocca a queste persone e poi racconta una parabola, che è la parabola dei malvagi vignaioli, dove mostra chiaramente come il Signore, Dio, nella sua infinita bontà ha messo a disposizione dell'uomo un luogo dove poter prosperare, che è metaforicamente presentato da questa vigna, e mostra anche come di questo privilegio, di questo luogo speciale, si può fare un uso corretto e un uso scorretto. I malvagi vignaioli sono questi farisei e queste persone che cercano di accusare Gesù, e questa parabola taglia loro le gambe, e quindi Gesù ha questa capacità di rimandare al mittente questa accusa. E adesso ne vediamo un'altra.
la seconda accusa o il secondo modo, il secondo attacco che viene sferrato nei confronti di Gesù. Prima sono andati proprio frontalmente a cercare lo scontro per vedere chi era più forte dei due, adesso la strategia cambia. Quindi un attacco frontale che è andato male, la strategia cambia e quest'oggi vediamo la strategia dell'adulazione. Stavano cercando evidentemente di incastrarlo e l'adulazione è un po' quello che, Davide è molto bravo su questa cosa, si fa quando si appende un'esca per pescare un pesce, no? Quello che il pesce vede è qualcosa di attraente, qualcosa che gli piace, abbocca a quest'esca e ahimè finisce nella padella. L'adulazione è un po' questa. Ho trovato, studiando questo brano, un commentatore che efficacemente definisce l'adulazione in questa maniera. Dice che il pettegolezzo è dire alle spalle di una persona ciò che non gli diresti mai in faccia. La lusinga invece è dire in faccia a una persona quello che non gli diresti mai alle spalle. Quindi, appunto, l'adulazione è quell'esca che queste persone buttano davanti a Gesù per cercare di farlo abboccare. E adesso andiamo a vedere quello che è successo. Siamo in Luca 20, leggeremo da 20 a 26. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Costoro lo interrogarono dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro: Perché mi tentate? Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Gesù sorprende ogni volta in questa sua capacità di comunicare, di riuscire a tirarsi fuori da una difficoltà per offrirci qualche cosa di prezioso. Perché quello che vedremo non è solamente una difesa che Gesù mette davanti a sé, ma è soprattutto qualche cosa di prezioso che noi possiamo cogliere attraverso gli insegnamenti di Gesù. La prima cosa che mi colpisce leggendo questi versetti è quello che troviamo al versetto 20. Essi, scrive qui Luca, lo osservavano attentamente. Lo osservavano attentamente. Gli mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Luca ci spiega già come sono le cose. Già sappiamo che l'intento con cui queste persone arrivano non è un intento nobile, ma ciò che mi colpisce è il fatto che dobbiamo porre attenzione a quello che è scritto. Lo osservavano attentamente. Gesù è messo sotto una sorta di lente di ingrandimento che ha lo scopo di scrutare con grande dettaglio tutto quello che egli è, tutto quello che egli fa e tutto quello che egli dice. Naturalmente Luca ci mette in guardia già molto esplicitamente rispetto al fatto che questo è fatto con un intento malevolo, con malizia. Ma mi colpisce il fatto che c'è un'attenzione estremamente particolare nel cercare di capire quello che pensa, quello che fa e quello che dice Gesù.
E se noi oggi siamo i testimoni di Gesù, dovremmo essere consapevoli di essere esaminati con la stessa severità. Se scegliamo di essere coloro che testimoniano Gesù, che dicono di essere dei seguaci di Gesù, dobbiamo essere consapevoli che questa lente di ingrandimento è su di noi. E questa lente di ingrandimento guarda, scruta nel dettaglio, cerca di capire chi siamo, cosa facciamo, cosa pensiamo, cosa diciamo. È quindi un severo esame, ma è anche una formidabile opportunità di presentare Gesù. Vedremo adesso che Gesù, osservato speciale, si fa conoscere anche attraverso gli occhi e la severità di chi lo guarda, cercando di coglierlo in fallo. Siamo quindi noi come credenti anche esposti a una attenzione particolare, certamente da chi vuole essere un nostro detrattore, a chi vuol trovare in noi qualche cosa che non va per screditare quella che è la nostra fede e screditare quindi anche la figura di Gesù. Però è vero anche, e lo vediamo adesso, che questa è stata una grande opportunità, perché queste persone che erano lì e guardavano stavano cercando di capire dove si poteva trovare qualche cosa che non andava. E guardate cosa dicono, versetto 21. Costoro lo interrogarono dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli, insegni rettamente, che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Questo è il risultato dell'esame fatto con la lente di ingrandimento di queste persone, che avevano intenzioni assolutamente malevoli, maliziose, eppure quello che riescono a dire, stanno lanciando l'esca ovviamente, lo sappiamo questo, ma quello che riescono a dire, e lo dicono anche ad alta voce di fronte alle persone, è che Gesù parla e insegna rettamente, che Gesù non usa parzialità, che egli insegna la via di Dio e che non racconta bugie. Tutto questo è il risultato di aver osservato Gesù. Tutto questo è possibile attraverso la vita e le parole di Gesù che sono messe sotto osservazione. Mi chiedo se questo può essere lo stesso risultato della nostra vita messa sotto osservazione. E mi chiedo anche se questa lente è un pericolo o un'opportunità. Vi confesso che per me tante volte è un pericolo. Perché, onestamente, ognuno di noi può riconoscere le sue debolezze, le sue miserie, i suoi limiti. E questo probabilmente sono cose che non onorano Dio. Però d'altra parte dobbiamo anche valutare qualche cos'altro, che questa è una straordinaria opportunità. Una straordinaria opportunità che regaliamo agli altri, anche da quelli che ci vogliono male, affinché possano comprendere chi è Cristo. E volevo condividere con voi un passaggio dell'Epistola ai Filippesi che parla del presentare Cristo in una situazione particolare. Quando ho letto questi versetti devo dire che è avvenuta una rivoluzione in me dal punto di vista della visione della predicazione di Cristo. Filippesi 1,15 fino a 18. Paolo sta parlando di chi si è comportato male anche nei suoi confronti e lo mette a confronto invece con persone che lo hanno amato, lo hanno apprezzato in maniera sincera. E dice che alcuni in verità predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene.
ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Attenzione. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o sinceramente, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Paolo stesso ci sta dicendo che è possibile che Cristo sia predicato anche da chi non lo segue. E quindi quella lente di ingrandimento che si posa su di noi, che si è posata su Cristo, anche se serviva a un altro scopo, è poi servita invece a presentare un Gesù che parla, insegna rettamente, non usa parzialità, insegna la via di Dio e non racconta bugie. Gesù è stato predicato. E questo mi fa pensare che anche le persone che vivono a fianco a noi, anche quando ci guardano malevolmente, alla fin fine devono riconoscere, se siamo dei veri seguaci di Cristo, che qualcosa di Cristo c'è. E in questo modo Cristo viene predicato anche da chi non è un discepolo di Cristo. Una cosa interessante questo. Andiamo avanti. Lo hanno osservato attentamente, hanno preparato una bella esca confezionata come si deve, sappiamo che tu parli, insegni rettamente, non usi parzialità, insegni la via di Dio in verità, eccetera, eccetera. E adesso ecco qua il punto. È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Questa è la domanda. È una domanda estremamente insidiosa. Una domanda che apparentemente non ha via di uscita. Perché? Gesù poteva dire, sì, non è giusto che paghiamo le tasse ai romani. E questo sarebbe stato una dichiarazione di colpevolezza sua nei confronti del governo romano e Gesù sarebbe finito in prigione, sarebbe stato preso, condannato come una persona sediziosa, arrestato, anche giustiziato come un rivoluzionario. Viceversa, se Gesù avesse detto no, è giusto pagare la tassa, allora tutti quelli che stavano intorno, che erano tutti degli ebrei con il pedigree, avrebbero detto ma allora sei un venduto, sei uno che collabora, che sostiene il governo romano. Allora non sei uno di noi, sei qualcuno che è contro di noi. Quindi avrebbero screditato la sua figura. Del resto noi dobbiamo pensare che gli ebrei consideravano lo Stato di Israele come una teocrazia. Quindi un governo nell'impianto della nazione di Israele, un governo in cui Dio era al centro, il re agiva a tutti gli effetti per conto di Dio e c'era tutto un sistema sacerdotale che veniva sorretto dai tributi. A questo servivano i tributi secondo il popolo di Israele, non servivano per sostenere il governo romano, eccetera. Quindi c'era una forte identità da questo punto di vista, una forte identità nazionale. Quindi era un tasto che si poteva toccare producendo un grosso risultato. Quindi di fronte, come la metti? Cadi male. Se dico di sì, me la vedo con i romani, se dico di no, me la vedo con gli ebrei e quindi non c'è apparentemente via d'uscita. Come se la cava Gesù? Prima di risolvere il problema, Gesù invece guarda a qualche cos'altro. Versetto 23. Poi risponde, però prima si interessa a qualche cos'altro. Versetto 23. Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro, perché mi tentate? Gesù quindi, prima di mettere in chiaro la questione delle tasse,
capisce quello che sta succedendo, ma si premura di porre la sua attenzione, prima di dare qualsiasi risposta, prima di difendersi in qualche maniera, di puntare alla radice del problema. Il problema è la malizia di queste persone, o per meglio dire ciò che la Bibbia definisce come il peccato. E questo atteggiamento accende un po' la nostra attenzione su quello che dovrebbero essere anche le nostre priorità nelle relazioni con le persone e nel predicare il Vangelo. C'era un commento interessante di un commentatore che, illustrando questo passaggio di Luca, utilizzava. Diceva questo, che molto spesso i cristiani sono molto impegnati a mettere a posto l'esdraio sul Titanic. Se conoscete la storia del Titanic, potete capire che mettere a posto l'esdraio dopo aver inforcato un iceberg non è che produce grandi risultati. Questo commentatore ci provoca in questa illustrazione, cercando di farci capire che alle volte siamo molto concentrati sui dettagli e ci perdiamo la sostanza. Sarebbe stato molto meglio cercare di mettere qualche cosa per chiudere la falla e cercare di non far andare a fondo la nave, poi magari dopo mettiamo a posto anche l'esdraio. E questo concetto è espresso anche da Gesù. Matteo 23, versetto 23, Gesù ricorda questo concetto agli scribi e ai farisei e dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del cumino e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia, la fede. Queste cose bisogna praticarle senza trascurare le altre. Gesù sta applicando questo concetto. Prima di rispondere a tono a queste persone che stavano cercando di incastrarli, si premura di dare una spiegazione o comunque di sollecitarli a ragionare su quello che è il loro vero problema. Il loro vero problema è il male, la malizia, il peccato che sta in loro, le cattive intenzioni. Noi spesse volte ci preoccupiamo molto di curare la forma e soprattutto di giudicare le altre persone attraverso quello che sono le loro azioni, le loro debolezze, le loro fragilità, ma ci dimentichiamo che queste persone sono fondamentalmente dei peccatori. E il loro grande problema non è correggere il fatto di girare con una gonna troppo corta o di usare un certo gergo o di abusare di alcol o di altre sostanze. Certo, questo è un grande problema, ma quello che è il problema alla radice è la natura di peccato che è in queste persone. Allora noi dovremmo guardare, senza dimenticare che vanno affermate le cose giuste, quindi se uno si comporta male gli dobbiamo anche dire che si comporta male, ma dovremmo anche porre la stessa attenzione che pone Gesù. Eppure Gesù era in una situazione estremamente scomoda. Lui aveva ben in chiaro che lo stavano cercando di incastrare e incastrarlo voleva dire finire sulla croce. Eppure Gesù non si dimentica di questo, non si dimentica di quelle persone che stanno davanti, che anche se sono persone scorrette e maliziose, sono comunque ai suoi occhi dei peccatori che hanno bisogno di perdono. E quindi ci sollecita a guardare quella che è la radice del problema, il peccato e quello che poi il peccato produce. E alla fine arriva la risposta. La risposta che è una risposta potente, una risposta talmente potente che è diventato un modo di dire utilizzato in tutto il mondo. Ma andiamo per gradi. Versetto 24. Mostratemi un denaro
Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Essi rispondendo dissero di Cesare. C'è un'immagine che riusciamo a proiettare, chiedo alla regia se è possibile, se no non è un problema. Non importa. Mostratemi un denaro. Chi di voi ha un euro in tasca? C'è qualcuno che ha un euro in tasca? Va bene, 2. Chi ha 2 euro? Chi ha 2? Ricordami che dopo te li devo rendere. Gesù ha fatto quello che ho detto io adesso. Dice, mostratemi un denaro. E se vi siete guardati, tutti avete cominciato a rovistare dentro le tasche, nei portafogli, a cercare se c'erano quelle monete, no? Immaginatevi un po' questa situazione in cui dice, mostratemi un denaro. E io immagino queste persone che cominciano a frugare nelle tasche, adesso non so se c'erano le tasche o cosa c'era in quel tempo. Comunque, alla fin fine hanno tirato fuori qualcosa di loro. E questo è il fatto fondamentale. È qualcosa che avevano in tasca. Gesù ha fatto un ragionamento molto sottile, non ha detto che cosa c'è scritto sulla moneta romana, ha detto fatemi vedere quello che c'è scritto sulla moneta romana, fatemi vedere se avete un euro in tasca. E qual è la cosa importante? È che se voi avete un euro in tasca siete parte di un sistema. Senza l'euro, anche con l'euro non è che si compra tanto, però senza l'euro non possiamo fare nulla. Chi è di noi che può vivere di baratto oggi? Nessuno. Già all'epoca di Gesù era abbastanza difficile, perché comunque l'uso della moneta era un uso diffuso. E Gesù quindi ci dice, tirate fuori quello che avete in tasca. E nel momento in cui tiriamo fuori quello che abbiamo in tasca, ci rendiamo conto che questo fa parte della nostra vita. Non possiamo stare senza i soldi in tasca, perché altrimenti non si può vivere. Quello che Gesù fa capire è appunto che queste persone, che gli piaccia o no, fanno parte di un sistema in cui ci stanno dentro con tutti e due i piedi. Anzi, io penso che queste persone avevano più di un denaro in tasca. Perché fra le grandi motivazioni che muovono la volontà umana, il denaro è una delle principali, insieme al potere. E quindi questi non si sarebbero presi la briga di andare a cercare di incastrare Gesù se non c'erano degli interessi. Comunque, Gesù gli dice, tiratemi fuori un denaro e fatemi vedere cosa c'è scritto. Su questa moneta c'era scritto qualche cosa di molto interessante. Innanzitutto c'era la figura di Cesare. E leggendo ho scoperto questo, che sulla moneta c'era la figura di Cesare in cui veniva scritto, probabilmente al tempo di Gesù era così, che era Tiberio figlio del divino Cesare. Tiberio, imperatore romano, quello che veniva a casa nostra a portarci via i soldi, è anche figlio di uno che si chiama Dio Cesare. Eppure questa moneta ce l'avevate in tasca. Quindi com'è che fa così tanto schifo adesso parlare delle tasse da pagare a Cesare quando la moneta di Cesare sta in tutte le vostre tasche? Gesù, nel momento in cui ci chiede di guardare, chiede a queste persone di guardare al simbolo di questa moneta, vuole creare una consapevolezza, la consapevolezza di essere parte di un sistema.
questa è la raffigurazione del denaro, vedete la faccia di Cesare e l'iscrizione sul retro. È una monetina grande forse come un euro. Ma quello che ci interessa è che guardare la moneta e riconoscere quello che c'è scritto, ma rendersi conto che questa moneta è parte di noi stessi, ci fa essere anche molto consapevoli di essere all'interno di un sistema, anche quando questo sistema non ci piace, anche quando questo sistema ci sta stretto. E Gesù esprime questo concetto con la risposta che dicevo prima, essere diventata un modo di dire comune in tutto il mondo. Allora egli disse, versetto 25, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Essere parte di un sistema. Gesù sta dicendo, in altre parole, che c'è da dare a Cesare quello che è di Cesare e dare a Dio quello che è di Dio. Sono due entità che necessariamente non escludono l'altra. Il nostro ragionamento comune è dire Dio da una parte, la società dall'altra. E molto spesso la società, soprattutto quando è scomoda, la buttiamo proprio da parte e teniamo solo in considerazione quello che è di Dio. Però Gesù sta dicendo che siamo con tutti e due i nostri piedi all'interno di due sistemi. Il sistema di Dio e la società che ci sta intorno. E ci sono quindi delle implicazioni molto pratiche che dobbiamo tenere in considerazione parlando di queste due realtà che possono, anzi che devono convivere nella nostra vita. Quindi l'uomo è contemporaneamente cittadino del mondo e cittadino del cielo. Anche se a volte sospiriamo sulla nostra cittadinanza terrena, no? Ogni tanto guardiamo a questa vita terrena con un sospiro di sopportazione, però allo stesso tempo quando ci alziamo la mattina diciamo grazie a Dio che mi hai donato anche un giorno di vita. Quindi poi questa vita terrena non è poi così male. Ed è un dono di Dio, ed è un dono prezioso, ed è un dono che dobbiamo curare, ed è un dono che dobbiamo coltivare perché la nostra vita sulla terra permette ad altri di poter conoscere Cristo e avere una prospettiva che non finisce con questo mondo, che non finisce con questa vita, ma una prospettiva eterna che è il progetto di Dio per l'uomo. E allora non dobbiamo snobbare la nostra appartenenza a questo mondo, anzi lo dobbiamo valorizzare, dobbiamo dargli un senso. L'uomo ha una grande responsabilità quindi nei confronti dell'autorità terrena, che è vero che è transitoria, ma è un'autorità che esiste ed è un'autorità che è istituita da Dio, anche se facciamo fatica a crederci tante volte. L'autorità con cui abbiamo a che fare ogni giorno, anche quell'autorità che ci mette in difficoltà, ci impedisce alcune cose, è un'autorità ordinata da Dio. Autorità umana, difettosa, perfettibile, ma pur sempre un'autorità istituita da Dio. Provate a pensare se questa autorità non ci fosse. A me viene spesso in mente quel versetto che si ripete più volte nel libro dei Giudici, no? Nel libro dei Giudici si dice a un certo punto che in quei tempi ognuno faceva come gli pareva meglio, e non viene detto una volta nel libro dei Giudici, viene detto più volte. Eppure il libro dei Giudici è un libro buio, è un libro di disordine, è un libro in cui succedono delle cose tremende, appunto perché l'ordine era un ordine molto debole, molto fragile. Ognuno faceva ciò che gli pareva meglio. Ecco quindi che l'autorità, seppure imperfetta, seppure limitata, seppure alle volte ingiusta, è qualcosa di necessario
per consentirci di avere una vita comune basata su dei criteri di convivenza sostenibile. Quindi questo dovrebbe essere qualche cosa che noi dobbiamo apprezzare, che dobbiamo cercare anche di migliorare soprattutto. Il nostro compito principale è quello di cercare di migliorare. Di contro anche non possiamo accettare i benefici, quindi girare con i soldi in tasca e lamentarci delle cose che non vanno. Se accettiamo i benefici dobbiamo anche accettare i costi di questi benefici. Quindi nell'espressione che Gesù sta mettendo è questa consapevolezza di essere cittadini del mondo a tutti gli effetti. Non possiamo rottamare tutto quanto dicendo che tanto è transitorio, tanto è qualche cosa che passa, la nostra cittadinanza del cielo, e mi disinteresso su tutto questo. Il credente quindi ha una grande responsabilità nei confronti della società in cui è inserito. Il credente ha anche la responsabilità alle volte di puntare i piedi rispetto alla società. È una società perfettibile, abbiamo detto, seppur necessaria. Ecco perché allora noi possiamo fare una differenza. Riavvolgiamo il nastro. Vi ricordate della lente di ingrandimento di cui abbiamo detto prima? Bene, la lente di ingrandimento è quella che noi ci auguriamo che qualcuno punti su di noi, su noi credenti, sulla Chiesa, sulla Chiesa universale, affinché si conosca molto più di Cristo e si possa riconoscere molti insegnamenti, molti principi che appartengono al Vangelo e anche alla cultura cristiana, che possano essere uno spunto per migliorare la nostra società. I credenti alle volte hanno anche la necessità di resistere o comunque di essere presenti. Devono essere presenti di fronte alle ingiustizie, devono essere presenti di fronte alle cose che non vanno, devono avere la capacità di dire anche la loro, non la nostra opinione ovviamente, ma l'opinione che appartiene alla parola di Dio. La scrittura ci sfida a essere puri come colombe, ma astuti come serpenti. Tante volte noi siamo puri come colombe, ma piuttosto baccalà, piuttosto che serpenti. Questo è un'autocritica che ci dobbiamo fare, no? Alle volte ci facciamo calpestare e non abbiamo quella capacità, quell'astuzia, anche un'astuzia buona, sto cercando di spiegare questo concetto, che ci permette di sottrarci un po' come fa Gesù a queste domande che ci vogliono incastrare, per andare invece a toccare il problema, che il problema fondamentale è il peccato. Come cristiani quindi dobbiamo essere pronti a dare delle risposte. Siccome stiamo dentro questo sistema, e in questo sistema non ci possiamo chiamare fuori, è Gesù che l'ha detto, non lo dico io, dobbiamo essere presenti, efficaci, essere il sale e la luce di cui parla il Vangelo. E allora mi chiedo se siamo pronti come cristiani a dare le risposte a coloro che ci vengono a tirare per la giacca. Quasi sempre vengono a tirarci per la giacca per provocazione, alle volte per interesse sincero, ma sono più quelli che vengono a chiamarci in causa per provocazione che per interesse. Però abbiamo visto che anche nella provocazione il Vangelo è annunciato. Il Vangelo può essere annunciato anche nella maniera meno pensabile che possiamo immaginare. Gesù ci chiama quindi a essere pronti, a essere preparati, a essere protagonisti della nostra vita, del nostro tempo, di questa società in cui siamo messi dentro. E guardando a queste cose mi scopro impreparato a parlare di temi etici. Guardate i telegiornali, leggete i giornali, si leggono ancora i giornali? Beh, io credo che dovremmo dare delle risposte rispetto a quello che sentiamo. Dovremmo dare delle risposte etiche, delle risposte sociali, delle risposte morali. Ma la domanda è: siamo pronti per questo?
ci interessiamo a questo, sentiamo il bisogno di essere pronti per questo. Gesù ci sta dicendo che dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Forse a Cesare, al di là delle tasse che ci pesa, ma dobbiamo pagarle, più di tanto non diamo. Non è quello a cui si riferisce Gesù. Gesù ci vuole protagonisti della società in cui siamo. E concludiamo dicendo questo, versetto 26. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Le risposte di Gesù hanno la capacità di stupire e di zittire. Gesù dimostra un controllo totale della situazione, delle sue emozioni e riesce a essere disarmante nei suoi ragionamenti, seppur brevi, poche parole. Gesù ha vinto di nuovo. Quanto è potente la parola di Gesù, che riesce a stupire, a meravigliare anche coloro che sono contro. E riesce a chiudere la bocca a delle persone e quindi questo chiudere la bocca metaforicamente vuol dire impedire di andare avanti a fare delle cose che non vanno bene, a fare delle ingiustizie, delle cose sbagliate. E questo è il risultato della presenza di Cristo nel suo tempo, della presenza di Cristo nella società. E noi siamo responsabili di questa presenza. A noi spetta il mandato è stato dato ai credenti. Gesù viene conosciuto attraverso la Chiesa, attraverso i suoi testimoni. E noi abbiamo questa responsabilità di essere pronti a essere messi sotto il microscopio, sotto la lente di ingrandimento per dimostrare chi è Cristo. E dobbiamo essere preparati perché l'esame è un esame impegnativo. E credetemi, è la cosa più brutta che può capitare all'esame che ti facciano una domanda a cui non sei preparato. Chi ha fatto gli esami recentemente può confermarmi, io un bel po' che non faccio esami, no? Ma chi ha fatto gli esami recentemente sa che quando facciamo una domanda e siamo impreparati è un brutto momento. Oggi abbiamo quindi la responsabilità di presentare Dio perché siamo coloro a cui Dio ha affidato questo compito, questa missione. La società in cui siamo a pieno titolo inseriti ci chiede e ha bisogno di ascoltare la verità. La domanda è: siamo pronti? Che Dio ci benedica. Rimango sempre stupito da quanto il Signore mi insegna su quello che dice ogni giorno e quello che si parla e quanto Lui è puntiglioso. A me, sentendo questa predicazione, mi è venuto davanti uno sportivo, un pugile. Il pugile, il suo scopo quando è sul ring è cercare il punto debole dell'altra persona per poter entrare e dargli il colpo finale. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è quando Gesù ha fatto i 40 giorni, alla fine dei 40 giorni è stato tentato da Satana. E come Satana ha dato un colpo diretto, però siccome non l'ha colpito, è andato sui fianchi. E ha sempre cercato un modo per trovare un punto debole di Gesù. E non l'ha trovato. E questo è grazie allo studio ed è grazie a quanto noi ci prepariamo e quanto noi lasciamo il Signore che ci alimenti. Invito un po' tutti, anche chi ci segue, a seguire, siccome noi facciamo tutte le registrazioni, seguire quello che facciamo lo studio il venerdì sera.
Lo dico adesso perché dopo siamo offline. E lì è più approfondito. La lettera dei Romani spiega molto attentamente determinate caratteristiche ed è importante andare a fondo a quei particolari per capire che quando noi capiamo l'opera del Signore, quello che Lui fa, non possiamo fare null'altro che lodarlo, perché non possiamo fare niente, perché Lui ha già fatto tutto. E Lui paragona questa cosa qui come un albero d'olivo, dove Lui è la radice e ci alimenta e noi siamo i rami. Lui può decidere di toglierci, può deciderci di lasciare, ma chi è che fa la differenza? Siamo noi. Quanto noi prendiamo da questa radice, quanto noi ci alimentiamo. Se noi non ci alimentiamo, quel ramo non serve a niente, è secco, lo devi buttare via, non fa frutto. Detto questo, che era un piccolo pensiero mio, perché il Signore mi ha fatto capire tante cose anche stamattina, e ti senti sempre che studi sempre poco e sai ancora meno. Cantiamo, lodiamo il Signore con il canto Il mio destino, e con questo salutiamo anche chi ci segue da casa e vi invitiamo di venire sempre in chiesa, di venire qui, di stare insieme, di stare in presenza, di stare con noi, perché avere un rapporto fisico ha una grande importanza nella nostra vita. Senza un rapporto fisico, l'abbiamo provato anche durante il lockdown, si fa fatica a vivere da soli. Cantiamo. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore, sofferto fino in fondo al posto mio. Al solo sguardo e vedo che non resta niente da fare, non resta niente da fare. Gloria, gloria, a te affido tutto, Signore. Gloria, gloria, a te soltanto affido il mio cuore. Non c'è niente che io voglio al mondo, niente che io cerchi altrove, niente più di quello che dai. La stella del mattino sei, luce guida il mio destino, il mio destino. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore, sofferto fino in fondo al posto mio. Al solo sguardo e vedo che non resta niente da fare, non resta niente da fare. Gloria,
solo per